La cosa migliore da fare in questo caso è seguire le indicazioni che la bobina stessa mi dà. Quindi o faccio con la mano, se non ci riesco mi aiuto. Giro e trovo qui la freccia. All'interno trovo questa fessurazione qui, oppure ci può essere questo punto di ancoraggio. Ci può essere un foro, oppure ci può essere questa fessurazione qui. Faccio così e poi giro, e lo giro in questa maniera. Lo devo tenere in tiro, questo è centrale e questo è centrale, e ho fermato il tiro. E poi tiro sì.